È la più grande rassegna del settore del vino e dei liquori tedesca, si chiama ProWein, si tiene ogni anno a Düsseldorf. Abbiamo di nuovo in collegamento, lo vedo già pronto sul monitor, di nuovo Marino Finozzi, l'assessore regionale al turismo, alla promozione e al commercio estero. Allora, assessore, parliamo di questo ProWein, parliamo di vino veneto, quali sono le novità che riguardano questa edizione? Beh, è una fiera che continua a crescere, che diventa sempre più internazionale. Rispetto all'anno scorso i produttori italiani sono stati spostati in un unico padiglione. Noi, avendo ottimi rapporti con questa fiera, abbiamo ottenuto di portare all'interno di una stessa area tutti i produttori del Veneto. Non abbiamo ancora ottenuto quello che ci eravamo prefissati, ma speriamo un incontro proprio durante la fiera con la direzione della fiera stessa di ottenere per l'anno prossimo altre importanti condizioni. Un'unica area ci permetterebbe di dare quella identità ai nostri produttori, identità veneta, che permette insomma, di avere quel valore aggiunto, quello del territorio, il patrimonio che il territorio può dare e mettere a disposizione ai nostri eccellenti vini. Il mercato tedesco si riconferma un punto di riferimento per i nostri vini veneti? Beh, sicuramente, ma ripeto che qui siamo di fronte a un palcoscenico a livello internazionale. Ho parlato con alcuni produttori che hanno trovato i loro compratori che arrivano dagli Stati Uniti d'America, che arrivano dal Sud America, dal Sudafrica. Quindi ecco una piazza molto importante. Per fortuna la piazza più importante ce l'abbiamo ancora in Veneto, che è il Vinitaly. Ma anche questa fiera sta raggiungendo ottimi livelli e quindi esserci è importante ed esserci nel miglior modo possibile è ancora più importante. Assessore, so che lei è lì al ProWein già da qualche giorno, quindi immagino avrà avuto l'opportunità di parlare con gli operatori del settore. Ecco, che cosa le hanno detto? Qual è l'idea che lei si è fatto? Ma in senso generale ho sentito dei pareri positivi. Poi ovvio c'è una situazione un po' a macchia di leopardo, ci sono alcune etichette, alcuni produttori che stanno vivendo un momento di grande crescita e quindi anche con grandi risultati da un punto di vista commerciale, altri insomma che hanno qualche difficoltà, probabile che dipenda anche dai loro riferimenti di mercato. Ovvio ci sono aree anche in Europa che non sono più così importanti dal punto di vista commerciale come lo potevano essere qualche tempo fa, parlo della Grecia, della Spagna, ovviamente stanno avendo grossi problemi quindi non possono essere buoni compratori, però insomma in generale ho sentito pareri positivi. Assessore, il ProWein, come qualsiasi altra fiera internazionale, è un'occasione anche per vedere quello che fanno gli altri. Ecco, secondo lei da questa edizione di questa fiera è emerso qualche spunto interessante per qualche nuova idea? Ma stavamo parlando proprio stamattina con alcuni operatori dell'importanza di creare altri momenti di promozione, ad esempio magari abbinare alla presentazione dei nostri vini a dei offerte di carattere turistico. Faccio un esempio, noi stiamo lanciando da un po' di tempo il progetto Ville Venete come un prodotto turistico nuovo ma molto interessante, soprattutto per una fascia di mercato insomma ricca. Abbinare il vino alle ville credo sia un abbinamento molto naturale. Lo dimostra il fatto che oltre 300 produttori di vino hanno in Veneto una loro sede in una villa veneta, quindi l'abbinamento è già di fatto, l'importante è farlo conoscere. So che lei ha in programma altri viaggi per promuovere il Veneto fuori dai nostri confini nazionali, ci vuole dire dove andrà? Da qui a fine maggio abbiamo un'importante iniziativa sul Giappone in collaborazione col Teatro La Fenice di Venezia. Ovviamente un'opportunità di far conoscere Venezia e i suoi livelli di proposta culturale molto alta. Poi saremo a fine aprile a San Paolo in Brasile per rimarcare l'interesse che abbiamo su quel mercato. Lì ci sarà un'importante fiera sul turismo, andremo con i nostri consorzi a vendere direttamente i nostri pacchetti turistici. In occasione del fatto che saremo lì a San Paolo organizzeremo una importante missione di carattere economico.
la promozione integrata funziona proprio in questo modo. Un'importante missione economica sul tema dell'ambiente, e le nostre aziende venete hanno delle eccellenze dal punto di vista tecnologico per quanto riguarda il trattamento dell'acqua, dell'aria, per la produzione di energia da fonti rinnovabili e dei rifiuti. In quel paese c'è una grande fame, un grande interesse per queste tecnologie. Assessore, grazie di questa bella chiacchierata che abbiamo fatto insieme, buon lavoro. Amici, adesso voi restate con noi perché avremo altri ospiti in collegamento da Düsseldorf, dal Provine. Adesso però la linea torna a Roberto Brumat sulle piste del Civetta.